Franco Zecchinato, presidente della cooperativa Altamisa. Vogliamo sentirti la tua esperienza agricola dell'agricoltura biologica, tanto cosa vuol dire essere un agricoltore biologico, cosa vuol dire coltivare bene per avere un cibo buono. Buonasera. Io mi scuso ancora anche con gli altri relatori. Parto. Vabbè, buonasera. Mi scuso se sarò breve, nel senso che sono le 10, il tema precedente è un tema specifico che ha lasciato sicuramente molti di noi con delle domande, anzi ha posto una serie lunga di domande alle quali, bene o male, bisognerà cercare di rispondere nella vita quotidiana e nei nostri comportamenti sia individuali che come comunità, credo, insomma. È un po' il tema che mi riguarda o del quale vi posso parlare anch'io, nel senso che 40 anni fa parlare di agricoltura biologica era cosa da poche persone, o anche di più di 40 anni. Adesso se ne parla poco lo stesso, però si trovano i prodotti sulle scaffali dei supermercati, nei negozi, e bisogna cominciare a rendersi conto che anche lì bisogna sempre avere lo spirito critico tale da entrare in merito su che tipo di mondo stiamo sostenendo attraverso le nostre scelte di consumo, insomma, normali, le nostri stili di vita, mettiamola così. Quindi cibo in questo caso, ma anche il consumo di energia, i vestiti e tante altre cose. Quindi cerco di collegarmi col tema con un'esperienza concreta, perché alla fine, finite le domande, finito il nostro sacrosanto terrorismo rispetto a un mondo che viviamo che è pericoloso per la vita, per la serenità, per le comunità, per le relazioni tra le persone, è un mondo pericoloso, lo sappiamo anche per quello che si respira, ma per tutta una serie di questioni che adesso non vi elenco, bisogna avere in qualche modo trovare delle strade. E io come presentazione sono molto, anche qua, piuttosto breve, nel senso che la mia esperienza è quella agricola, perché sono agricoltore, perché sono nato in quel tipo di contesto, perché ho avuto la fortuna di nascere in anni in cui negli anni 70 avevo 20 anni come tanti della mia generazione, eravamo anche in tanti devo dire, e vivevamo e abbiamo vissuto anni molto interessanti, molto vivaci, molto legati alle conquiste sociali, alle lotte, alla coscienza o la nostra, come dire, convinzione di poter cambiare le cose. Lo sottolineo perché oggi siamo in una fase molto diversa. E quindi i nostri figli non hanno questo tipo raramente hanno questo tipo di possibilità, perché vivono un contesto molto più ripiegato, molto più preoccupante, molto più individualista, nel senso che ognuno vede le cose dallo schermo del telefonino invece che dalle relazioni tra le persone, in una scuola, in una classe, in comunità, in qualsiasi altro posto. Per cui ripeto, in quegli anni le questioni venivano vissute, chi ha la mia età se lo ricorda benissimo, in maniera molto vivace, molto convinta di poterle cambiare. Poi sono arrivati gli anni della repressione, che sono gli anni di piombo, alla fine degli anni 70, e noi nasciamo come movimento biologico proprio a partire dalla fine degli anni 70, credo che fosse il 77, in cui un gruppo di filosofi internazionali, tra cui Jean-Paul Sartre, organizzarono a Bologna un convegno sulla repressione. Un convegno che oggi fra un po' diventa attuale un'altra volta, nel senso che la repressione di una serie di conquiste che ci sono state, ricordo l'aborto, il divorzio, tante altre cose insomma, che sono successe all'inizio degli anni 70, anche il terrorismo, anche le brigate rosse, anche le brigate neri, tutte queste robe che sono consegnate alla storia ma che non sono lontanissime e sulle quali stiamo facendo ancora i conti adesso sulle conseguenze di queste cose. Per cui noi ragazzi di quell'epoca, giovinotti, a fronte della repressione, a fronte di un tentativo diffuso di fermare un certo percorso,
molti di noi si sono dedicati al tema dell'alimentazione, del cibo collegato con il territorio, con l'ambiente, con l'agricoltura, per cui agricoltura, alimentazione e medicina, cercando di coniugarlo in maniera sostenibile, alternativa, in maniera critica rispetto a ciò che ci veniva propinato. Non mancavano dei profeti, delle persone che già da anni predicavano il fatto che il modello agricolo, che stava diventando industriale già all'epoca, non avrebbe avuto futuro, e se lo avrebbe avuto un futuro pericoloso ancora una volta per l'ambiente e per la salute. Oggi siamo in presenza che le cosiddette produzioni di gas clima alteranti, che sono con causa del cambiamento climatico, non l'unica causa, questo è certo, siamo al 25-30% stimato a livello mondiale, solo allevamenti e produzione agricola. Cioè il metodo di allevamento e il metodo di produzione agricola sono responsabili di un degrado ambientale, in questo caso anche climatico, che è assolutamente devastante. Per cui noi all'epoca abbiamo cominciato a cercare di praticare l'alternativa. L'alternativa era questa agricoltura biologica, la quale bisognava anche definire cosa voleva dire, perché in realtà era ancora un qualcosa che era frutto di esperienze, di iniziative, di ispirazioni di grandi pensatori. Pensate al movimento biodinamico, Rudolf Steiner, questo austriaco che aveva messo le basi per un collegamento tra il pensiero e la terra, e il cibo come elemento di collegamento tra il pensiero e la natura, insomma, no? E il cosmo. E quindi queste cose ci affascinavano molto. E quindi abbiamo cercato di praticare queste cose. Soprattutto questo è il vantaggio poi dell'essere diventati cooperativa Altamiso, di cercarsi subito gli interlocutori nella comunità, nella società, cioè il consumatore finale doveva essere per forza complice, perché se no nessuno avrebbe valutato le cose se non conoscendo, se non con un percorso culturale condiviso. Questa è una definizione sintetica. Per cui abbiamo sempre cavalcato la pratica, la quotidianità, l'esperienza, l'innovazione anche produttiva, che non è mai finita, e non è finita ma men che meno adesso, con le relazioni con il territorio, con le comunità, con il pensiero e con le cose che succedono. Tanto per farvi un esempio, perché non posso raccontarvi la storia del Tamiso nei prossimi 4-10 minuti, quando è successo l'incidente nucleare di Chernobyl nel maggio 1986, noi eravamo partiti da un paio d'anni a Padova, molto modestamente, con la vendita diretta di 4 aziendine agricole, comprando prodotti in un ambito molto ristretto a livello nazionale. Però dopo l'incidente della centrale nucleare di Chernobyl abbiamo avuto un incremento di vendite al quale non riuscivamo a starci dietro, perché era del 300% nel giro di pochi mesi. Cosa è successo? È successo che fino al giorno prima i problemi ambientali o non se ne parlava o erano problemi di qualcun altro che stava da un'altra parte. La nube nucleare che si muoveva in giro per l'Europa senza nessun tipo di possibilità di essere controllata ha messo molta gente nella condizione di capire che il problema ambientale è un problema che ci riguarda tutti, che non può essere confinato e limitato a qualcuno. E quindi molta gente ha cominciato a prendere coscienza di questo tema e evidentemente a rivolgersi alla nostra proposta di cibo locale, ottenuto col metodo biologico, eccetera, come una proposta, voglio in qualche modo contribuire al risanamento del pianeta, al risanamento della mia salute, a dare un contributo, anche se individuale, magari piccolo, a un sistema che non è più quello al quale mi ci vogliono omologare in qualche modo. E da lì parte una storia che è lunga 40 anni, adesso da 20 anni siamo al mercato ortofrutticolo di Padova, all'ingrosso, abbiamo qualche piccolo punto vendita ambulante, il negozio sotto il salone a Padova, ma continua quella faccenda lì, e continua e cresce anche perché ha avuto un paio di decenni, 20 anni quasi,
di sforzi continui per organizzare la distribuzione, cioè organizzare tecnicamente il lavoro di qualcosa che continua a crescere. Però noi non siamo nati per fare i commercianti, siamo nati per relazionarsi col mondo, e quindi sbagliare è diventato facile, correggersi un po' meno facile, ma ci si prova e piano piano si impara sbagliando, quindi si diventa in qualche modo commercianti di se stessi. E l'altro tema è la certificazione, cioè sapete che l'agricoltura biologica è normata per legge fin dal 1992 in Europa, prevede un sistema di certificazione pubblico come norme e privato come applicazione, che oggi lo stiamo vedendo fortemente burocratizzato e dà sempre meno garanzie sul piano della ricerca necessaria per migliorare il proprio rapporto con la terra e con il cibo. Per cui su questo ci ha occupato per molti anni cercare di adeguarsi a questo sistema di certificazione, che non fa altro che definire quello che non si può fare, ma non quello che si dovrebbe fare, quello che non si può. Cosa vuoi fare, cosa puoi fare, te lo devi inventare da solo, come devi fare le etichette e che tipo di sanzioni a cui sei soggetto e che tipo di burocrazia, insomma, non ve la risparmio perché è una roba lunga e in qualche modo dolorosa, perché ci stiamo passando tutti. Un'altra battuta che vi posso lasciare, che in questo momento mi pare utile, è da un po' di tempo che ogni tanto mi capita di vedere uno sketch, un pezzo di Teresa Mannino, quella comica satirica, no? Della siciliana, palermitana, che c'è un suo pezzo in cui parla del glutine, parla del grano alto, il grano basso, hanno fatto il grano basso, hanno modificato il glutine, hanno creato un mucchio di problemi, e a modo suo, come dire, racconta di questa questione in maniera anche molto chiara, molto condivisibile. Però alla fine chiude questo pezzo in un modo divertente che a me sembra utile per capire l'approccio che dovremmo avere un po' tutti rispetto alle cose, soprattutto quando si parla di cibo e di ambiente. Lei dice l'importanza delle parole. Ora noi siamo abituati nel fare agricoltura a condividere le risorse con delle erbe che non sono quelle che cercavamo di coltivare. Ora sono erbe, sono piante, sono erbe spontanee in genere, no? Ultimamente le si chiama, un'altra fonte di pensiero le chiama erbe infestanti, perché infestano la natura. Sono sempre quelle le erbe, non è che cambiano, però che... E ora dice Teresa Mannino, tu immagina che io ti invito a casa mia domani sera, ti faccio conoscere una mia amica che è molto spontanea. Credo che tu vieni volentieri. Se invece ti faccio conoscere un'amica che è un infestante, probabilmente ti interessa meno questo tipo di rapporto. Per cui da questa, è un giochino, ma insomma, immaginate che la stessa cosa la chiamiamo in due modi diversi e cambia completamente il punto di vista. Nel senso che se sono erbe spontanee sono qualcosa con la quale si convive, ci si ragiona, ci si parla, si trova il modo di trovare la maniera per ricavare qualcosa qualche cibo per noi senza andare a togliere la vita alla vita. L'erba infestante invece è un pericolo pubblico, bisogna occuparla. E di solito si fa una roba così stupida, che è propria al mondo contadino, ma non è che io vengo dal mondo contadino e sono anche orgoglioso. Però voi pensate che il metodo di affrontare l'erba spontanea come infestante, cioè col diserbante o col glifosato o quello che vuoi, non importa, non è questo il tema, è l'unica maniera per rinforzare quell'erba. Nel senso che qualsiasi essere vivente, noi compresi, abbiamo, a fronte di un pericolo mortale, abbiamo due uniche alternative: o perire, morire o adattarsi. Ora, questo succede in tutti gli esseri viventi, in tutte le popolazioni, vegetali o animali, perché quando noi andiamo a entrare con la mannaia, con il glifosato, state sicuri che qualche pianta sopravvive e si riproduce. Per cui l'anno prossimo non abbiamo fatto altro
che è irrobustire quella pianta, perché la pianta non sarà più sensibile al tipo di approccio che abbiamo avuto noi perché si è adattata. Questo succede in natura, succede agli uomini, succede alle piante, succede agli animali. Per cui questo approccio è, secondo noi, totalmente sbagliato, vorrei dire anche demenziale, però è l'approccio che caratterizza l'agricoltura che conosciamo prevalentemente, in prevalenza, anche se l'Italia è il secondo produttore europeo di prodotti biologici, per cui non è che poi l'agricoltura biologica non c'è in Italia. Forse bisogna aprire un capitolo sull'agricoltura contadina più che sull'agricoltura biologica. Come facciamo a sopravvivere come piccole aziende che sono quelle che tengono in piedi il territorio, ma è un'altra storia ancora sulla quale possiamo spendere un'altra serata. Però il tema dell'agricoltura attuale, e l'abbiamo visto con i trattori che girava per l'Europa, è l'agricoltura del contributo, in cui la produzione, l'obiettivo della produzione non è produrre cibo, produrre alimenti, produrre reddito familiare, è produrre condizioni per avere il contributo che viene dalla cassa pubblica, cioè dalle tasse di pochi che paga, che dei lavoratori dipendenti e pensionati. Per cui se quello è il modello agricolo, va ben tutto, qualsiasi aberrazione è possibile, perché l'obiettivo non è mantenere la fertilità della terra per le nuove generazioni, per dare loro la possibilità di continuare a vivere, è quello di beccare il contributo e di mettere via qualche schero, oppure di sopravvivere, perché in realtà tutti i trattori che avete visto in giro per l'Europa sono quasi tutti a debito, nel senso che le banche sono molto interessate a mantenere il sistema, perché comprare macchine da 100.000 euro nessuno in contanti, va tutti in banca a torli, per cui voi immaginate solo gli interessi finanziari che ci sono dietro a questo tipo di sistema produttivo. Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di evitarci di sostenere questo sistema, per cui quando andiamo al bar a bere un prosecchino e un tramezzino, secondo me già siamo complici di un sistema che non dovremmo sostenere. Dobbiamo orientare diversamente le nostre scelte di consumo verso imprese che hanno una trasparenza, una credibilità, possibilmente che stanno nel territorio che conosciamo, possibilmente, come dire, cercando di essere noi per primi cittadini utili alla causa, nel senso che continuare a mangiare carne ai livelli di consumo che c'è in Italia è demenziale, vuol dire favorire il degrado ambientale, quindi la carne va mangiata in maniera molto più ridotta, se non lasciata anche perdere, che tanto non muore nessuno. Capisco che l'allevatore è lì per produrre carne, se ne mangerà poca, se ne mangerà di buona, si pagherà di più, perché anche questo poi è il tema, no? Adesso, tanto per andare, facciamo quello che è, vabbè. Tanto per stare in tema, allargando un po' il coso. Il prezzo dei prodotti alimentari, io me la cavo con una battuta, noi non abbiamo nessun problema a pagare un caffè 1,30 euro adesso, ed è un dito di acqua orizzontale, acqua con un infuso di caffè. Però se si chiedono 50 centesimi per un uovo di gallina allevato all'aperto, magari biologico, subito ci preoccupiamo perché ci sembra caro. Quindi questo tipo di ragionamento non lo si fa, semplicemente non lo si fa, perché ci hanno abituato quei cartelli lungo le strade con scritto sotto costo là lì o qui presso, che è una buffonata, una roba che personalmente mi fa incazzare, perché mi prendono in giro, nel senso che voi provate a immaginare chi può lavorare economicamente sotto costo. Perché sotto costo? Come si fa a lavorare sotto costo? Qual è la logica? Eppure abbiamo migliaia di persone che passano il loro tempo col telefonino a cercarsi le offerte in giro per il territorio e non ha niente da fare, va a comprare sotto costo. Questi sono temi buttati lì in maniera un po' populista, e mi scuso perché il tempo è quello che è, però sono temi che dovremmo cominciare a mettere in ordine con calma, adottando un certo tipo di approccio ai nostri tipi di consumi, se siamo solo consumatori e possiamo dare un contributo da quel punto di vista. Alle nostre scelte economiche di vita, se facciamo qualcos'altro, soprattutto se mettiamo mano all'ambiente, se siamo agricoltori, se siamo gente che ha una grossa responsabilità.
Ora, gli ultimi anni li stiamo passando noi in cooperativa, e io in particolare, per cercare di declinare diversamente proprio l'agricoltura biologica rispetto a quella che è ormai la maggioranza dei luoghi in cui trovate il prodotto, che è la grande distribuzione organizzata, i supermercati, dove trovate prodotto spesso caro, molto simile al prodotto convenzionale, soprattutto quei Cristo de bollini adesivi appiccicati alle mele o alla buccia, e dove voi non capite, poi soprattutto questo poi in termine, se qualcuno ha dimestichezza col marketing magari mi capisce meglio, soprattutto abbiamo un prodotto di cui sta aumentando la quota a marca del distributore, in cui non è il marchio o il nome del produttore, è il marchio dell'S lunga piuttosto della Lee, piuttosto del Coop, piuttosto di Iperlando, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sparisce completamente chi produce, come sparisce in maniera abbastanza facile l'origine della produzione, che sia biologica o meno, prodotto UE. UE vuol dire che deriva dall'Afghanistan oppure dall'Uzbekistan, passa in Romania, diventa UE, poi dalla Romania lo si compra in Italia, è un prodotto europeo. Ecco, queste robe io credo che dovremmo cercare di evitarsene nel biologico, perché il biologico molta gente lo interpreta come qualcosa di più vicino, di più giusto, più in qualche modo riconducibile a un qualcosa che ci riguarda. Non è, per la maggior parte dei casi non è così, dobbiamo rilanciare questo tipo di sistema, per cui ciò che le norme pubbliche che dovrebbero garantire il biologico non si occupa, sono alcuni temi che invece sono fondamentali, sono quelli che normalmente noi ci aspettiamo. Cito a caso la responsabilità sociale dell'agricoltore, che va dalla regolarità del lavoro proprio o degli altri, da come gestisce i rifiuti, da come si muove in una comunità, da come smaltisce le proprie cose, che acqua usa, se si preoccupa di capire che l'acqua che usa è in qualche modo decente o è soltanto l'acqua nel fosso. La biodiversità è un altro tema sul quale noi ci ne occupiamo molto poco, ma la biodiversità è il rischio principale che sta correndo l'umanità. Stiamo perdendo in una velocità allucinante la biodiversità, cioè le lucciole, voglio dire, le api che sono un indicatore mortale, se mancano le api. Non so come li chiamate qua, io mi chiamavo Bauti da piccolo, i maggiolini non ci sono più. Insomma, noi senza biodiversità tenete conto che corriamo rischi veri, per cui bisogna favorire le condizioni perché la biodiversità si riproponga. Se qualcuno si ricorda quel mese di, come si chiamava col Covid, lockdown, in poche settimane tutti hanno avvertito che si stava ricostituendo un sistema naturale che prima non si vedeva. Ma tutti hanno avvertito questo tipo di questione, vuol dire che la natura è in grado anche di recuperare in tempi molto rapidi, ma se noi continuiamo a renderla, ad ammazzare tutto, chiaramente la biodiversità è un patrimonio che stiamo perdendo. Biodiversità in termini generali, parliamo di vegetali e animali, e noi siamo parte di questa biodiversità. Se diventiamo tutti uguali siamo fritti. E la fertilità del terreno, l'humus, non se ne parla, si parla dei concimi organici che vanno usati al posto dei concimi chimici, ma vengono dallo stesso sacco di plastica, da qualche allevamento industriale di galline, pellettati, per cui dobbiamo riprendere in mano anche il come gestire la fertilità del terreno. Non è un tema facile, però è un tema sul quale bisogna macinare. Dobbiamo ottenere cibi degni di questo nome, che non siano solo certificati bio, ma siano anche buoni, siano anche fonte, cioè originati da sementi non per forza ibride. Sapete che gli OGM sono vietati in agricoltura biologica, sapete anche che adesso i nuovi OGM, i TEA, cosiddetti, adesso mi sfugge il termine in inglese, come fecondazione assistita sostanzialmente come termine, come slogan, si stanno tramando in Europa per farli utilizzare anche in agricoltura biologica. Quindi l'uso di sementi locali, riproduzione, sementi locali, ricerca, eccetera, è un altro tema che va portato avanti. Però chiaramente tutto questo deve essere fatto a carico degli agricoltori
deve essere comunicato, ci vuole un sistema in cui noi cittadini abbiamo tutti la possibilità di avere informazioni su questo fronte. Non è facile perché le informazioni del sottocosto vanno in altra direzione e hanno strumenti ben più, importanti per convincere. Poi sappiamo bene anche che il tema del biologico viene spesso dipinto come un cibo per chi ha i soldi, per chi può, e ci deve essere i prezzi di cibo a prezzo popolare. Cosa vuol dire a prezzo popolare? Non si sa cosa che vuol dire, perché se io compro un pollo a 4 euro già cotto, io quel pollo che non ho pagato, improponibile un prezzo del genere, ho già speso 4 euro di ambiente da un'altra parte, o di ambiente o di salute. State sicuri che la spesa l'abbiamo fatta, solo che la paghiamo in tempi e in modi diversi. Se proprio avete visto il Food for Profit della giornalista che diceva prima Giorgio, come si chiama? Giulia Inocenzi, voi capite, avete sentito quanti miliardi di euro vanno spesi per sovvenzioni agli allevamenti industriali. Quei miliardi di euro arrivano alle nostre tasche, materialmente dalle nostre tasche, quindi se noi ci illudiamo di spendere poco comprando un pollo a 4 euro cotto, non sappiamo che abbiamo già speso una marea di soldi per sostenere un sistema insostenibile, quindi dobbiamo evitare di comprare quel pollo, c'è poco da fare. Siccome non possiamo evitare che li finanzino più di tanto, se non mandando in Europa dei santi che non si vedono all'orizzonte, ma voglio dire, dobbiamo essere coscienti di questi temi. Io mi fermerei qui, se c'è qualche considerazione da fare la facciamo dopo. Grazie Franco. Adesso passiamo la parola a Maria. Maria, vita da lumaca. Però perché volevo fare una domanda comunque a Franco, perché dal mio punto di vista il Tamiso è cresciuto, quanti soci hai? 55 soci, quindi è una realtà, più che altro nella bassa padovana mi pare che si svolga l'attività maggiore, e credo che noi dobbiamo andare oltre. Quando che parliamo di allevamenti intensivi, tutte queste cose qui, allora mangiare una fettina di carne, come diceva anche Franco, per carità, ci può stare bene, ci può stare male, dipende anche da quanta roba mangiamo. Però se la mangiamo in una maniera consapevole, brava, consapevole e un buon prodotto, vuol dire la eliminazione intanto di tutti gli allevamenti intensivi, ma soprattutto l'agricoltura o comunque l'allevatore, chiamatelo come volete, tira su l'animale in una maniera decente, gli dà una vita dignitosa. Poi il ruolo dell'animale magari è anche quello di in un certo momento anche di andare in padella, per carità, però per lo minimo gli diamo la possibilità di vivere una vita anche lui decente, e comunque in ogni caso si mangia un prodotto buono. Ecco che allora, facendo questo, dando spazio ovviamente a queste realtà come il Tamiso, ma altre per fortuna realtà che ci sono in Veneto, ma nella nostra Italia, ecco che allora la grande distribuzione praticamente va a sparire, perché per esempio nel contesto del gas, il gruppo di acquisto solidale, è proprio questo il motivo: noi andiamo dal produttore che fa roba buona, magari Campo San Martino, perché siamo a Campo San Martino, ci sono, non so, 20-30 famiglie, quello che è, andiamo dal produttore X, no, diciamo, quante patate fai? 10 quintali, bene, 6 quintali sono per noi, gli garantiamo una realtà economica,
e in più noi mangiamo cose buone. Cioè dobbiamo andare oltre e rompiamo quel sistema, il sistema, io lo dico, alimentare, perché ti danno, scusatemi un attimo, della cacca da mangiare. Quando hai mal di stomaco o mal di testa, quello che hai, vai dal medico e il medico ti dà la pastiglia, quindi vai a nutrire la grande distribuzione che fa parte del sistema e inoltre anche del psicofarmaco. Questa è la mia considerazione. Ci racconti la tua esperienza? Ti abbiamo lasciato per ultima, ma è come si dice, no? Qualcuno diceva è meglio gli ultimi che saranno i primi, una cosa del genere. Maria Vita da Lumaca, fategli un applauso. Visto l'orario cercherò di essere un po' più semplice e più sintetica su quello che ho da dire. L'esperienza è molto breve, era una scelta di vita proprio per i nostri figli. Sono moldava, a casa mia abbiamo sempre lavorato i terreni, mio papà mi ha sempre detto tutto mangiare per da lavorare, quindi abbiamo anche provato a cambiare vita facendo ristorazione per parecchi anni, ma non era quello, il richiamo della terra era più forte di noi, tanto è vero che un servizio in TV dimostravano appunto allevamento di chiocciole, parliamo di 8 anni fa, abbiamo voluto provarci, anche lì i cambiamenti erano sempre continui, siamo anche in base alle richieste del mercato, in base a quello che volevamo fare per i nostri figli, per il nostro futuro, da poter dedicare tempo ai nostri figli, oltre a lavorare. E lì abbiamo scoperto il mondo delle chiocciole. I primi tempi, solo con le chiocciole, lavoravamo per l'aspetto cosmetico e gastronomico, e invece Campo San Martino è molto molto richiesta la fattoria didattica, quindi i bambini. Da lì nasce l'idea del campo di lavanda, quindi non ci vogliono campi e campi, i trattori da 100.000 euro per fare un soldino per sostenere una famiglia. Ci vuole poco spazio, ma valorizzato. Siamo noi per primi agricoltori a valorizzarlo. Cosa vuol dire? Noi su 20.000 metri quadri abbiamo 13.000 di lavanda e orto, 7.000 tra gli animali di vario tipo, tra asini, capreti, conigli e chiocciole. Noi proponiamo vari eventi, compleanni per i bambini, laboratori per gli scolaristi, quindi laboratori per l'infanzia, e posso dire che a casa nostra non abbiamo mai avuto finanziamenti, ma decidiamo noi il da farsi, nel senso non prendo soldino, ma sono io a decidere cosa si fa, come si fa, in che parametri e in che modalità. Tanto è vero che se ne parlava del fitosanitario prima, mio suocero l'ha sempre adoperà. Purtroppo, dando la possibilità a tutti di adoperare i fitosanitari, non si sa cosa si butta, perché un passaparola va usato per l'infestante. E un bel giorno mi fa: vai a fare questo patentino per i fitosanitari, così appaghiamo mango. Vado a farlo, da oggi in poi qua dentro non mi entra neanche una goccia di fitosanitario, perché purtroppo non c'è una conoscenza a riguardo. Quello che mangiamo, sì, è vero che andiamo a far morire l'erba, ma dentro di noi è anche la stessa roba. Quindi è un qualcosa che non la si conosce, perché non c'è una cultura dietro. E lì abbiamo capito un po' alla volta vari utilizzi di vari prodotti. Per di più in azienda, ma la conosce, più di qualcuno la conosce, la nostra azienda è piccola ma c'è di tutto, nel senso qualsiasi cosa viene impiantata nulla è a caso. Stupidaggine, dovevamo fare il recinto oppure la contornazione del campo di lavanda. Con cosa la facciamo? Mettiamo legno, costa una follia ultimi anni, mettiamo metallo, non rispecchiava l'etica aziendale, mettiamo le rose, ma non una rosa a caso, perché dopo vediamo chi avrà coraggio di buttarsi nelle rose. Rosa antica ad oggi fa brivido vedere la generazione di una volta che l'hanno usata, dicono tutti, sembra ricordarmi mia nonna oppure il profumo di mia nonna. Ai bambini farli toccare, farli annusare, farli mangiare perché è edibile, la rosa e il crei dei ricordi. Sono stupidaggini, ma come diceva anche lei prima, creiamo dei ricordi e è il nostro dovere agricoltori nel tramandare oltretutto, cosa che non si fa più. Ad oggi si pensa tutto al proprio, devo fare il soldino, mi sveglio la mattina, finisco la sera, faccio i soldini e è finita la giornata. Invece quando si pensa anche al prossimo ci si aiuta a se stessi. Che dire, abbiamo scoperto un mondo meraviglioso, ci dà tante soddisfazioni su vari campi, e che sul campo, sul mondo agricolo ci sono tantissime altre cose oltre a coltivare un cibo. Ci sono tante sfaccettature e che purtroppo ci hanno abituato nel
coltivare tanto per prendere un contributo. Se la coltivo poco, la coltivo di qualità, ho comunque il mio contributo, ma è mio perché me lo sono guadagnato, non perché qualcuno decide quanto devi darmi in base a come lavoro oppure cosa devo fare, perché lì ci danno i soldini, devi fare questo, devi fare entro tot e ti pagherò tot. Perché? Se lavoro io, il lavoro sono io a decidere quanto mi faccio pagare. Invece purtroppo in Italia passa il messaggio che devi avere trattori di un certo tipo, devi spendere tot soldini che alla fine contributi non so quanto ne vedono in realtà, perché ti fanno passare il messaggio che ti li danno, ma alla stessa maniera te li tolgono e quindi con una mano te li dà, qualche altra te li prendi. Quindi dobbiamo prendere anche chi coltiva i terreni consapevolezza di come, perché ci vuole, non è tanto in quanto il soldino arriva lo stesso se la si fa con passione, ma prendere anche noi consapevolezza di come coltivare un cibo, che cibo coltiviamo, a chi lo proponiamo. Non è per tutti, è vero, non è per tutti. Il pollo di 4 euro se la prenderà chi l'ha sempre preso e chi pensa che invece le cose più importanti non sia il cibo ma sia dell'altro. Quindi, che dire, nel nostro piccolo abbiamo sempre cercato di diversificare e soprattutto proporci ai più piccoli, quindi lavorandoci sui più piccoli, perché ormai a una certa età certe cose le abbiamo perse, nel senso provi a spiegarlo, provi a venirgli incontro ma fai fatica. Spesso si apre la mente dell'altro, siamo presi anche dalla vita frenetica che facciamo, ma i bambini invece rimangono molto molto entusiasti. Non saprei cos'altro aggiungere. Lo mando io, perché Vita da Lumaca? Perché in realtà il nome l'ha scelto nostra figlia, aveva 4 anni all'epoca, era piccolina, quindi l'azienda tutti quanti hanno contribuito. All'epoca guardava un cartone che si chiama Vita da Pecora, stavamo cercando di aprire la partita IVA, che nome mettiamo, e vorrà dire che un domani arriveremo di fare una vita da lumaca, quindi rallentare un pochino, non ancora, però ci lavoriamo per arrivarci, nel senso lavorare va bene, ma anche godersi la famiglia, che è quello che abbiamo perso. Si lavora tanto per dare nulla ai nostri figli. Invece così facendo loro crescono in agricoltura, crescono in mezzo a noi, vedono i nostri impegni, capiscono che con l'impegno arriva il risultato. Quindi vengono già, dopo se un domani lo vorrà fare, bene, se no, però almeno hanno le basi, cosa che mi è stata trasmessa dai miei genitori. Ho provato di scappare e invece sono qua a lavorare più di prima in campagna, molto fiera invece, vedendo il mondo come quanto frenetico sia fuori, quanto si perdono di vista i valori della famiglia, quanto poco tramandiamo ai nostri figli, sono solo che orgogliosa. Quindi le nostre soddisfazioni già è svegliarsi la mattina e facendo anche le faccende aziendali in base al tempo è già una gran conquista, per noi abbiamo già tutto guadagnato. Ma più che altro di salute, perché già prima sentendo sintetici, carne sintetica piuttosto che insetti, ti si accende anche il terzo cervello che non ne hai, perché ti dice non è possibile, infatti basta il linguaggio cambiato che ti porta veramente in errore. L'importante è che noi che abbiamo vissuto anche i tempi d'oro dove c'erano comunque delle basi, c'era comunque una etica nel coltivare, nel mangiare, nel trasmettere, continuiamo a mantenerli e trasmetterli. Noi siamo pochi, pensiamo di esserne pochi, invece no. E soprattutto alle mamme, ricordatevi che i nonni sono il nostro futuro, perché sono coloro che passano ai nipoti. Noi cellulari, infatti ai miei soci dico sempre, anche a mia mamma, io non voglio che i miei figli ricordino nonno mi faceva l'orto, nonna mi faceva il dolce, no, mi ha insegnato a farlo, che dopo a loro volta la tramanderanno. Sono stupidaggini che purtroppo a scuola non se ne parla. Infatti ne parlavamo anche con la Lucia prima, e uno dei progetti che ho in mente è di fare lavorare i nonni locali, quei nipoti locali, creare dei ricordi che non ne hanno più. Perché purtroppo sto aggeggio qua che cambia tutto, sto aggeggio qua ha fatto sì che prendesse il posto di tutti, del genitore, dei nonni, di quello che sono le nostre basi. Quindi, che dire, il mondo agricolo, viva il mondo agricolo. Ascolta, ma hai imparato bene però il Veneto, Hai imparato bene il Veneto, il dialetto Veneto. Ascolta, dopo facciamo qualche domanda, però una curiosità, Maria. Tu allevi lumache, no? Sì. Cosa ti servono le lumache? Beh, anche Perché lì c'è anche quello che piace anche l'escargot, come si dice in francese, la no? parte gastronomica. Okay. Però servono anche a qualcos'altro. Per la cosmetica e farmaceutica, sì. Ma anche perché non è novità, non sto parlando di nulla di innovativo che abbiamo inventato noi altri, anzi
I nostri nonni all'epoca per mancanza di cibo mangiavano le chiocciole. E più di qualcuno di noi conoscono i nonni che dicono per male allo stomaco si mangiava la chiocciola viva. Quindi non è nulla di inventato, è che dopo ovviamente le tecniche di estrazione della bava sono modificate, sono sicuramente molto più all'avanguardia, però è tutto che è sempre stato e l'abbiamo sempre avuto, tanto è vero che anche le chiocciole come gli api sono gli indicatori di quanto la terra sia pulita, altrimenti non ci sono mica. E in tanti orti, però dopo lì va anche in base al clima, ogni anno, quest'anno mi chiama un sacco di gente, ti porto le chiocciole che sono piene di chiocciole in orto. Parliamo di orti, non so dopo se sui convenzionali sarebbe altrettanto, visto quanta roba buttano a livello di fitosanitari. Quindi sì, le chiocciole è un qualcosa che inizialmente nasce, perché come tutte le colture, come tutte le agricolture, nasce con etica di partire a fare allevamento, però dopo capisci che allevamento quando è all'inizio, anche in caso di chiocciole, c'è una etica dietro, quindi mangiano solo vegetali. Nei anni parte molta richiesta, come abbiamo sempre visto su tutti i vari settori, inizia a fare l'intensivo. Ecco perché noi siamo partiti con 3 recinti il primo anno, 15 recinti, poi 24 recinti. Cosa vuol dire un recinto? 45 metri per lunghezza, 3,5 per larghezza. Però dopo abbiamo visto che più c'è la richiesta, più si perde l'etica, più si perde la parte naturale. Infatti lì abbiamo ridotto l'impianto mantenendo la parte agricola solo vegetale, non dando il mangime, mantenendone poche ma di qualità e ampliando tutto l'aspetto invece fattore didattico per gli animali e per i bambini. Quindi Se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, intanto la Lucia, la grande Lucia, vai Lucia. Mi sentono tranquilla. Chiedo scusa, quante donne in Campo San Martino ci sono qua? Alzino la mano. Una che te conosco. Solo te. Questo è il problema. Cioè, l'esperienza, ho conosciuto Maria, ho visto la sua esperienza, mi sono commossa. Quelle esperienze che sono rivoluzionarie per sé. Lei è qui, ci sta arricchendo in modo impressionante. Se io faccio la domanda a Franco Zecchinato, che conosco da quando era ragazzino, sono tanto vecchio, quanto è cresciuto lo spirito cooperativo anche nel biologico? Perché non mi sembra, cioè io mi rendo conto che tutte le certificazioni, tutte le cose che vengono chieste, serve un ufficio studio e cooperativa. Non si può fare cooperativa se non si divide i lavori, se non si lavora a mano, se non si vive con meno, se non si lavora con passione. Allora la cooperativa potrebbe avere i contadini, ma anche l'imbianchino, ma anche uno che segue il computer, cioè dove si decide che ci si dà uno stipendio base dignitoso e il resto 6 ore per lavoro, dicevo 50 anni fa, 6 ore per lavorare. Ma oggi la gente che lavora in fabbrica o in qualunque ufficio è peggiorato il ritmo di lavoro. Cioè io ho visto alla Belvest 40 anni fa, quando ho visto i ritmi di lavoro non ho dormito la notte, cioè psicofarmaci per stare in piedi di giorno, sonniferi per dormire la sera. Io non chiedo che questi siano i ritmi di vita, dobbiamo imparare a capire di usare la tecnologia per lavorare meno, lavorare meglio e avere il tempo di capire. Cioè per me è una santa Maria questa, perché ha un coraggio di ferro, ma da sola non può reggere. Allora a Franco chiedo quanto lo spirito cooperativo è maturato nel biologico, perché se non è maturato nel biologico spirito cooperativo siamo fottuti. Finito l'intervento. Grazie. Lo spirito cooperativo, Lucia. Lo spirito cooperativo no, non è cresciuto in questi ultimi 40 anni. Vorrei dire che è stato anche ben danneggiato da
forme di cooperazione, cito quella della cooperazione del lavoro, che sono diventate, hanno acquisito un'accezione negativa, perché obiettivamente in molti casi, troppi, sono servite per gestire la precarietà del lavoro piuttosto che per avviare nel lavoro, quindi il concetto cooperativistico. Io vengo dal concetto cooperativistico per formazione culturale che abbiamo un po' tutti noi, sia bianca o rossa che sia. Devo dire che l'esperienza della nostra cooperativa è fortemente condizionata dal concetto della cooperazione. Noi abbiamo avuto almeno 2 se non 3 occasioni di chiudere perché abbiamo sbagliato delle scelte e ci siamo trovati con condizioni economiche disperate. E io lo continuo a dire, quelli che c'erano se lo ricordano, altri glielo raccontiamo, abbiamo continuato a lavorare, abbiamo rilanciato perché eravamo un gruppo, non perché eravamo un imprenditore che doveva basarsi su. Quindi questa idea della cooperazione come condivisione di destini umani ed economici per noi è decisamente l'elemento fondante, insomma, non ho dubbi. È anche vero che molte cooperative che io nella mia vita ho visto crescere, svilupparsi eccetera, poi a un certo punto hanno chiuso perché esaurita la prima generazione di fondatori, il momento del passaggio verso altri di solito è il momento critico, o si trova il modo, o se c'è, o se non c'è, oppure si chiude, perché si continua a sbagliare. Se uno sbaglia non è sempre dato che uno che fa gli errori, che fa i guai, sia quello che li risolve, bisogna che ci sia la capacità che arrivi qualcun altro. Comunque ecco, secondo me è fondante, lo dico nonostante tutto, nonostante che non sia popolarissimo come concetto, insomma, no? Pensate al mondo delle cooperative, tu ti ricordi il mondo delle cooperative agricole rosse nel Veneto, crollato come un castello di carte? La Feder Consorzi. Siamo cooperative, la cooperazione vera in campagna. Sì, le grandi cooperative del Trentino o dell'Emilia Romagna non sono più cooperative, non sono più cooperative di base in cui il singolo agricoltore ha un ruolo, che magari sia uno che alza la mano, ma ha un ruolo. Ormai quel ruolo lì non ce l'hanno più. La cooperativa è una struttura magna contributi genere e che viene gestita da certi personaggi. Io dico, siccome ne ho conosciute tante, uno dei metri è quando non cambiano i presidenti, cambiano gli organi dirigenti, non cambiano mai i direttori. È un parametro che mi appartiene in qualche modo. Sì, perché bisogna che ci sia, ma lo dico anche perché io faccio il presidente da troppi anni, sto mollando, però questo è un limite, bisogna formare una classe dirigente nuova, non è affatto facile, insomma, ecco, lo so. Persone nuove, ci vuole una conversione che dico, puoi guardare anche chi non fa il contadino. Certo. Per esempio, abbiamo fatto un filò, casa mia, in baracca, in onore di un contadino che ha 30 anni, 35. E vuole fare il contadino, ma dico, se non hai la terra, non hai niente, non puoi vivere, non c'è niente, bisogna fare la cooperativa. Ma queste persone, se fossero affiancate, e lui diceva mi bastano 25 famiglie per avere un reddito che mi basta, ma non si può immaginare che resista. Però se si è insieme, uno fa l'imbianchino, uno fa il bancario, uno fa l'insegnante, si stabiliscono e si discute insieme della vita, quello che propone Maria, allora si cresce come persone. Assolutamente sì, ma ci sono molte esperienze in Italia, anche diverse tra di loro, sulle quali potremmo prendere spunto, voglio dire, insomma, abbiamo cooperative di comunità in cui appunto, grosso modo, quello che stai dicendo tu, abbiamo le CSA, le comunità di supporto all'agricoltura, in cui l'agricoltura, l'azienda agricola è di proprietà degli utenti finali, che sono in cooperativa, cioè i clienti, i consumatori, sono i proprietari dell'azienda agricola, in cui la programmazione, le coltivazioni, il personale lavora sulla base delle esigenze delle persone che sono azionisti in forma cooperativistica.
credo che sia sempre aperta la porta su questo tema, debba essere una priorità a livello sociale, specialmente dove esistono ancora delle comunità, il senso di comunità. Io per esempio sto a Salvoro, che è un paesino appena fuori Padova Sud, che per una serie di vicissitudini, anche fortunate o meno, prima era fuori dalla carta geografica, oggi è dentro la carta geografica, ma è rimasto con identità locale, di piccolo paese agricolo, dove le persone lavorano ancora intorno alla piazza, intorno alla chiesa. Ormai sta chiudendo l'edicola, il pericolo è la scuola media fatica a fare su il numero di ragazzi, tutti i problemi che ci sono ovunque, però secondo me queste sono priorità sulle quali ci dobbiamo occupare da cittadini, insomma, ecco, quindi, e il cibo e la gestione del territorio attraverso l'agricoltura che produca cibo, che determina la qualità dell'ambiente, specialmente il nostro ambiente locale, deve essere una priorità della quale ci dobbiamo investire tutti, non soltanto l'agricoltore, anzi, per carità, l'agricoltore normalmente fa dei casini, nel senso che è finito l'agricoltore, il parolin non c'è più, il parolin visionario non viene più, per cui oggi abbiamo a che fare con ragazzotti che hanno la schiena rotta perché stanno tutto il giorno in cima a un 120 cavalli a portare liquame o digestato o formentone avanti in dritto per l'Italia. Quella gente lì l'abbiamo persa, è un problema, dobbiamo rieducarli. E non è facile, dobbiamo pensare ad altri, dobbiamo rivolgerci ad aziende che hanno idee come quelle che abbiamo sentito, che hanno visione, che hanno senso, imprenditorialità, fantasia, voglia di realizzare se stessi, insomma, ecco, mi pare che dobbiamo rivolgersi a quel tipo di mondo. Quindi il problema, l'agricoltura non è un problema degli agricoltori, è un problema della società. Questo deve essere chiaro, limpido e dobbiamo occuparcene. Come la maniera di cercare persone in sintonia, perché anche un imprenditore così da solo nel tempo lungo non ha il tempo di respirare. No. Cioè, ti direi, da buona mollava a casa nostra i soldini non c'erano. Quando arrivavi a casa col grano turco non chiamavi nessuno, ma in giro di mezz'ora si riempiva di gente. Al finché ci sono i soldini che girano, difficilmente fai fa cooperativa. Quando i soldini non ci saranno, ognuno presterà la sua arte, ma è un dato di fatto, Sì, dai, queste parole ci porteranno alla miseria, quindi Comunque vi posso dire che, tanto per essere concreto, finisco, scusi, un attimo una battuta. Siccome la conosco bene la nostra impresa cooperativa, di quei 55 soci ce n'è metà che se non ci fosse la cooperativa con l'attuale organizzazione, capacità di valorizzare il prodotto, capacità di dare al produttore il risultato della vendita, non ci sarebbero quelle 25 aziende. Non hanno da sole, non stanno in piedi. Perché oggi l'iniquità dei contributi, oltre a essere finalizzati, cioè a essere dati senza un corrispettivo in termini di servizio alla comunità, in termini ambientali, eccetera, l'iniquità vera è che sono in proporzione alla superficie, per cui il piccolo agricoltore dei contributi non se ne fa niente, perché sono 1.000 euro, 800 euro, non cambiano la vita. Quello che ha 50, 100, 1.000 ettari invece vive di rendita. Questa è l'iniquità vera dei contributi. Quindi da una parte metà dei contributi della comunità europea, che sono miliardi di euro, non vengono dati a fronte di un corrispettivo che serva alla comunità, ma semplicemente per sostenere il reddito basso, per sostenere i prezzi e fare in modo che il commerciante compri a poco e vendi a tanto, perché tanto Stadro prende il contributo. Io mi ricordo a casa mia, scusami il dialetto, non lo capito tutti, penso. Quando mi veniva portata via le 4 vacche, mio zio piangeva quasi. E c'era l'epoca sarà 50 anni fa ormai, anzi di più, perché c'era il contributo per l'abbattimento delle vacche da latte della comunità europea. Ma il dolore del mio povero zio, che viveva quotidianamente in stalla mattina, mezzogiorno e sera, non era soltanto il fatto che gli mancava le vacche, infatti dopo che ne comprava un po' di sorana perché sennò moriva di inedia, ma il fatto che il macellaio che paga a metà. Ma perché la paga a metà? Perché tanto te il contributo. Quindi vuol dire che il contributo va per il macellaio, non va per il produttore. Oggi è così, questa è la fotografia
dell'iniquità della più grande voce del bilancio di spesa della comunità europea. Il problema è che lo permettiamo però, siamo noi a permetterlo, anche portarsi via la vacca da casa, l'abbiamo permesso noi, ecco perché ad oggi siamo presi così. È inutile parlare di intensivo, una volta ogni famiglia aveva sua mucca, una o due mucche a testa, tutte, non puoi dirmi che ad oggi inquinano gli animali. E allora, all'epoca ognuno aveva il suo, ma cosa facevi? Avevi la pecora, ti facevi il latte, ti facevi la lana, ti facevi i calzini. Ad oggi niente, tutto sintetico, tutto cinese, tutto. Possiamo lamentarci, l'abbiamo scelto noi altri, non c'è mica colpa di nessuno. Anche l'Europa è andata a casa nostra, sì va bene, ma le leggi fai a casa tua, non qua. Nel senso, siamo noi a stare là a dire sì signore ogni volta. Se invece ogni volta si dice no, la produco io, la faccio io, so da dove arriva, è diverso. Quindi ci lavorano perché sanno di poter lavorare su di noi, è quello il problema. A partire da noi cittadini a coloro che ci governano, perché alla fine c'è anche chi ci governa. Siamo noi a pagarli chi ci governa però. Lo so, sì, però alla fine ne butti giù uno, ne va su un altro, non è che ci sia Però tanta pensiamo sempre di scelta. Ci hanno passato un messaggio che valiamo nulla. No, noi abbiamo il potere, sono d'accordo, ma ce ne sono, riferendomi al discorso del cibo, per esempio, secondo me stiamo ancora troppo bene. Perché quando arriveremo davvero con il culo per terra, se ci arriveremo, allora forse ci si rialza partendo da zero e come una volta. Per ora, finché si sente che va a prendere un caffè con il telefonino paga o con la tessera paga, non si va da nessuna parte, ma proprio da nessuna parte. Quindi il benessere fa troppo piacere ancora e c'è gente che sta ancora tanto bene. Esatto, perché io ho scelto di evitare di andare nelle grandi distribuzioni, ma è fatica perché prima andavi in un unico negozio e avevi tutto, no? E per far questo cosa devi fare? Vai da quello che fa il pane, vai da quello che ha la carne, quello che ha la verdura buona, l'orto chilometro zero, e quindi devi girare, giusto? E costa fatica. Ma girando si fa comunità, si parla intanto, a non me giriamo col piace. telefonino, giriamo faccia a faccia. A me piace, ma penso che su 10 persone, per fare un numero, saranno 3-4 persone che fanno così. Poi sì, rapportiamolo in grande ovviamente. Per cui sì. Facciamo magari- erano queste realtà che sono bellissime. Io non lo conoscevo, per esempio. Scusate un attimo, cerchiamo di fare magari delle domande, anche con delle riflessioni, però facciamo anche le domande, perché comunque dal mio punto di vista, se devo proprio esprimere ancora qualche parola, perché siamo arrivati a questo punto, no? Perché purtroppo il sistema, chiamatelo come volete, è un sistema neoliberista che si basa solo sul mercato finanziario. Quindi alla fine sui SKEI, come ha detto adesso la Lucia, proprio sui SKEI, sulla finanza, quindi alla fine non c'è più a voglia di andare a casa mia, a parte che non esiste neanche più ormai il caso mio, di andare a casa mia a togliere il letto di mortadella e magari parlare anche con la signora che c'è accanto, con la massaia o quello che c'è. Pagavo con gli uomini. Oppure pagavo con gli uomini, eccetera. Non c'è più sta roba qua, che c'è solo il sistema neoliberista. Il sistema neoliberista da portare a questo tipo di sistema. I contributi, come diceva Franco prima, tutta una serie di cose. È tutto basato sulla competizione. Arriviamo da praticamente affondare questo sistema, no, basato sulla finanza, eccetera, eccetera, e ritornare un pochino, non dico a grotte per carità, però a quello che si può dire umani. Domande? Io non so. Nel brano che sono, abbiamo già fatto anche le 11.